lo sviluppo dell'offerta, quindi della capacità operativa dell'ente anche nella sede di Castelfranco, questo in attuazione delle direttive regionali, della programmazione regionale. Il 1° di dicembre acquisiremo 5 rami d'azienda dall'azienda 2 di Treviso. 5 nuove unità operative a Castelfranco, 5 unità che non vengono tolte a Padova, sottolinea il neodirettore generale Roberti, ma che vanno ad arricchire quella che è l'offerta che lo IOV fa ai veneti. Il rettore Rizzuto ha più volte chiesto che il cuore dello IOV non venga spostato dalla città del Santo, e così sarà. Il nostro bacino è un bacino di 5 milioni di abitanti, quindi perché l'istituto è un istituto veneto, quindi che deve garantire l'eccellenza nel Veneto e che ha comunque un rilievo anche nazionale. Un'attenzione particolare la dovremo garantire anche quindi alla formazione, perché la medicina evolve velocemente, le tecnologie anche. I nuovi vertici si presentano e tracciano le linee di lavoro per il futuro dell'istituto. Molto hanno fatto i miei predecessori, il dottor Mantoan e la dottoressa Simeonato, negli ultimi 5 anni. Le performance sono buone sia dal punto di vista economico, finanziario, che dal punto di vista, diciamo, dei livelli essenziali di assistenza, tempi d'attesa, piano nazionale esiti. Però bisogna consolidare questa attività e anzi potenziarla. Lo IOV è in espansione, ma gli spazi all'ospedale Busonera sono stretti. Naturale guardare al nuovo ospedale di Padova Est. Gli spazi che abbiamo a disposizione nella sede qui di Padova sono spazi che sono limitati e quindi io mi auguro che in un percorso di condivisione con l'università, con l'azienda ospedaliera di Padova, possiamo trovare una collocazione anche nella nuova progettualità dell'ospedale